Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Sono Riccardo Costantini, il curatore del festival. È un piacere accogliervi oggi e vedervi così numerose e numerosi alle 14:30 di un freddo giovedì di dicembre a Pordenone. Ovviamente vi ringraziamo per la calorosa partecipazione. Anche ieri abbiamo registrato una giornata di totali sold out, abbiamo dovuto aggiungere proiezioni. L'invito è quello di prendere i biglietti per tempo perché stanno correndo molto velocemente. Ci fa piacere non tanto come organizzatori del festival, ovviamente anche in questo senso, ma soprattutto perché i film che mostriamo, come sapete, pensiamo che possano in qualche modo, se non cambiare il mondo, che è una cosa un po' naif, comunque correggere alcuni nostri comportamenti, aiutare la comprensione di alcuni fenomeni complessi e perché no, discuterne insieme collettivamente in questo rito prezioso che è vedere un film tutti assieme su grande schermo. Parte la retrospettiva dedicata a Sarajevo, che ieri ha avuto una sorta di anteprima con Sarajevo Safari. Un film molto doloroso. Oggi ovviamente vedrete altre pagine di questa vicenda con, nel corso della retrospettiva, sguardi anche profondamente diversi. Con noi doveva esserci oggi Alessandro Del Re, che ha avuto un grosso problema lavorativo, per cui ci raggiungerà a partire dall'appuntamento di domani, ma ci sarà un suo videomessaggio introduttivo in cui vi racconta di più dei due film che state per vedere. A me unicamente il compito di dirvi perché Sarajevo, e direi che è un obbligo, perché Sarajevo ci è passata qua, in particolare in Friuli Venezia Giulia e in particolare ancora di più a Pordenone, ci è passata sulle teste per notti, notti e notti e notti, ed è una presenza che anche in questi giorni caratterizza il nostro vivere accanto a una base americana così legata a territori di conflitto. Sarajevo è dietro l'angolo fisicamente, Sarajevo per noi rappresenta un crocevia della modernità. Ricordiamo che il secolo breve inizia con la prima guerra mondiale a Sarajevo e molto probabilmente finisce proprio con l'assedio di Sarajevo, che finisce nel 96, ha degli strascichi dal 95 al 96 e ferite molto molto lunghe. La cosa incredibile per noi, quando abbiamo pensato a questa retrospettiva, ci siamo detti: è già passato così tanto tempo, non ce ne siamo accorti e non abbiamo ancora visto bene. A Sarajevo c'erano tutti, vedrete nella retrospettiva, i più grandi del documentario contemporaneo del cinema. Oggi Pawlikowski è un nome incredibile, Susan Sontag, scrittrice, drammaturga, anche regista, Jon van der Keuken, Chris Marker, davvero i nomi che hanno fatto e fanno la storia del documentario, per cui avete un privilegio di vedere davvero con gli occhi dai maestri questa vicenda così intricata e che contiene molto della modernità. La retrospettiva è pensata anche come orari per consentirvi di vedere più o meno tutto della retrospettiva, e anche un film che vi consiglio caldamente se siete magari legati alla storia dei Balcani. Sarà con noi sabato pomeriggio alle 3:15 Ivan Ramljak con il suo Peacemaker, che è un film dedicato all'insorgenza della guerra al confine fra Croazia e Serbia, nei dintorni di Osijek, con la storia di un uomo di pace. È un film geniale perché è un film d'archivio che funziona come un thriller, per cui lo si segue cercando di capire perché qualcuno ha ucciso qualcun altro. Nel film c'è la radice del male, la radice del nazionalismo, la radice degli scontri che stanno anche dietro l'assedio di Sarajevo, che partono da una scintilla in cui, come è successo poi anche a Mostar, nel giro di 48 ore, la gente che per secoli ha vissuto da una parte e l'altra del ponte dice di parlare una lingua differente. Questo non deve accadere più e per questo dobbiamo parlarne. Ivan Ramljak sarà con noi, il film è in anteprima nazionale, ha vinto uno dei principali festival europei che è Doc Leipzig, per